Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG. Non possiamo non partire dalla clamorosa svolta dell'indagine su un attentato incendiario che era stato compiuto, si pensava, ai danni del giovane cronista Cappellari ad Enego. La Procura di Vicenza avrebbe prove schiaccianti che dimostrerebbero una simulazione di attentato. Questo è un reato di cui è stato accusato insieme a quello di calunnia. Andiamo in diretta ad Enego da Monica Smiderle, a te Monica, con Renzo Rigon per la parte tecnica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo ad Enego con il sindaco Marco Frisone. È davvero una svolta clamorosa quella nel caso del giornalista Adriano Cappellari. Oggi in paese ci sono incredulità e sgomento. Ricordiamo i fatti. Il giornalista di Enego aveva denunciato di aver ricevuto più volte 3 nello specifico lettere minatorie fino all'attentato incendiario del 30 di maggio davanti alla sua abitazione. Secondo la Procura di Vicenza, Cappellari avrebbe in realtà fatto tutto da solo. Ora è indagato per i reati di incendio, calunnia, simulazione di reato continuate, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico. Sarebbero schiaccianti le prove ad incastrare il cronista di Enego, il fatto di aver acquistato delle bombolette di gas e dell'alcol etilico con la sua carta di credito e usando delle credenziali riconosciute essere proprio di Cappellari, e poi insomma altre prove riguardo proprio l'incendio, l'attentato incendiario. Allora, prima di sentire il sindaco e capire come come il paese sta vivendo questa notizia, vediamo insieme il servizio che ci racconta la cronaca giudiziaria. È iniziato tutto da novembre, diciamo, sempre con la stessa modalità, quindi queste lettere appunto. Sabato, prima di dar fuoco a questo pacco, insomma, di esplosione, c'è stata appunto la deposizione di questa lettera all'interno del mio giardino. Si vede questa sagoma di questa persona, insomma, che mette questa lettera e poi dà fuoco all'ordigno, insomma. Così il 20enne giornalista Adriano Cappellari ai microfoni di Rete Veneta spiegava quello che sembrava un attentato ai suoi danni. Dopo le ripetute minacce, anche il fuoco intimidatorio. In realtà, per la Procura di Vicenza, Cappellari si è inventato tutto ed è stato denunciato per incendio, calunnia, simulazione di reato continuata, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato, per essersi fatto scorrazzare dai carabinieri a una partita del cuore all'Aquila, cui partecipava anche il CT della nazionale di calcio, Roberto Mancini. Secondo i carabinieri di Bassano, anche le lettere con minacce di morte rivolte a lui, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Don Maurizio Patriciello, il prete antico a Morra, fotografie con i volti cerchiati in rosso e contrassegnati da una X fino all'esplosione del 30 maggio, sono opera della sua mente. Proprio quell'episodio avrebbe segnato la svolta delle indagini. Gli specialisti del RIS sono risaliti alla marca delle bombolette da gas e dell'alcol utilizzati per l'attentato. Attraverso gli acquisti su una piattaforma di e-commerce, i carabinieri hanno accertato che pochi giorni prima dell'attentato gli stessi prodotti erano stati ordinati e pagati da Cappellari con la propria carta di credito e consegnati direttamente alla sua abitazione. Escludo il coinvolgimento della mafia o di qualcuno di altre parti d'Italia, perché assolutamente il problema è che io scrivo per giornale altopiano e che gira solo qui in altopiano, quindi secondo me qualcuno di qui della zona, assolutamente. Marco Frisone, sindaco di Enego, dopo questa svolta clamorosa in paese che cosa si dice, e lei come primo cittadino che cosa ne pensa? Beh, non nascondo le difficoltà con cui arrivo qui davanti al tuo microfono, perché le ultime ore sono state ore difficili per tutta la nostra comunità eneghese. Sono sbigottito.
dalla notizia che ci ha raggiunti e dall'evoluzione dei fatti. Perché conosco Adriano, lo conosco penso molto bene, abbiamo condiviso delle esperienze assieme, prima con la Proloco, poi con Visit Enego, poi anche quando ho costituito una lista, quella che mi ha portato a vincere le elezioni, non mi vergogno a dirlo. Abbiamo condiviso sicuramente delle esperienze e sapere che abbia potuto fare questi gesti veramente mi lascia senza parole. Sicuramente sarà un fatto che ci porterà a pensare tutti, a ragionare. E come comunità in tanti sostenevano questa tesi. Io ho sempre chiesto sin dal primo giorno di non avvallare tesi senza prove o solo con la cattiveria o solo con un pensiero singolare, ma di ragionarci sopra. Non mi vergogno di averlo fatto e anzi secondo me in quel momento era la cosa migliore. Oggi abbiamo la verità. La verità c'è grazie alle forze dell'ordine che hanno fatto un lavoro egregio in queste settimane e forse è la cosa più importante. Magari è una verità scomoda per tanti, ma è comunque la verità. E quindi dobbiamo ripartire da qua, dobbiamo ripartire da questi fatti e interrogarci perché queste cose non accadino più all'interno del nostro paese. È giusto ricordare, Sindaco, comunque che in questo momento Adriano Cappellari è indagato, comunque va sottolineato. La collega Vanessa Banzato lo aveva incontrato all'indomani dell'attentato incendiario. Sentiamo che cosa ci aveva dichiarato. Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, a salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafia nel senso di scoprire qualcosa di segreto. Certo. Quindi lì avevo già escluso che fosse qualcosa di questo genere, anche perché la minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale Altopiano, che gira solo in 7 comuni, no? Quindi è qualcosa di per forza interno, che non riesco a collegare assolutamente, perché non ho mai toccato temi da giustificare così tanta rabbia nei miei confronti, insomma. Queste erano state le parole di Adriano Cappellari, il cronista di Enego, all'indomani di quello che doveva essere un attentato incendiario ai suoi danni, quando davanti alla sua abitazione vennero posizionate e fatte esplodere bombolette di gas. Allora lui era certo che non ci fosse una matrice mafiosa dietro questo atto, nessun legame con la sua amicizia con Don Patriciello, ma solo dissidi, diceva, legati al suo lavoro. In realtà, da quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, si sarebbe trattato di un grande bluff, gravi le accuse a suo carico. Dal suo canto Cappellari, sempre al nostro microfono, aveva aggiunto frasi di preoccupazione per i vicini. Sabato non ho rischiato solo io, hanno rischiato anche i miei vicini di casa, quindi l'incolumità è in pericolo non solo la mia ma anche quella degli altri. Questa è una cosa ancora peggiore, perché io, se una persona ce l'ha con me per diversi motivi che non ho ancora capito, chiedo almeno che insomma che se ce l'ha con me, che se la prenda con me senza coinvolgere altre persone, perché questa cosa non l'accetto, ancora peggiore, cioè non l'accetto assolutamente. A lui la Premier Meloni aveva inviato un videomessaggio di solidarietà, così come solidarietà era stata espressa dagli organi regionali, dal Presidente Stefani, dal Presidente del Consiglio Zaia, dal Sindacato dei giornalisti, dallo stesso Don Maurizio Patriciello, che nella sua visita a Bassano lo aveva addirittura voluto abbracciare. Adesso resta da capire, se le accuse venissero confermate, perché Adriano Cappellari abbia messo in scena tutto questo. Perché Adriano Cappellari, chiude così la collega Vanessa Banzato, il servizio avrebbe fatto questo, secondo lei? Sul perché non so dare una risposta. Se avrò la possibilità, mi piacerebbe parlare con lui in futuro e parlarne anche sul perché. Però c'è anche da dire che sin da subito, quando abbiamo parlato di mafia, nessuno o in pochi hanno pensato che la mafia fosse arrivata ad Enego per pochi articoli di giornale sull'altopiano. Ho detto anch'io dal primo giorno che sarebbe stata tutta una questione interna al paese e alla fine lo è stata. E sono quindi pronto a essere vicino anche alla sua famiglia. Sono pronto a essere vicino soprattutto alla nostra comunità, che ne esce sconfitta anche a livello di pubblicità verso l'esterno di Enego e dell'altopiano. E credo e spero, ma soprattutto posso dire di essere sicuro che Adriano ha bisogno di aiuto e spero che qualcuno sia pronto a darglielo. Noi abbiamo sentito anche uno psicologo, il dottor Lino Cavedon, psicologo e psicoterapeuta, ex dirigente dell'ULSS. Gli abbiamo chiesto un'analisi su quanto accaduto.
La vicenda colpisce perché questo giovane cronista è figlio della montagna e in montagna si mette un passo dopo l'altro, in montagna c'è il senso delle stagioni e in montagna c'è la cultura della fatica. Sicuramente in questo giovane poco più che ventenne ci sono tratti di personalità che sono emersi con prepotenza in questo caso, perché è risultato manipolatore, cioè ha alterato fatti per influenzare gli altri a proprio vantaggio, mistificatore perché ha creato una visione distorta della realtà come se fosse vera e drammatica e rischiosa ovviamente per lui e per altri. Ha raccontato deliberatamente il falso, quindi è stato menzognero, grande opportunista, perché ovviamente da questa vicenda stava ricavando grandi vantaggi. Dal punto di vista intellettuale sicuramente è risultato disonesto. Non ha compreso il ruolo del giornalista che riferisce fatti e non finzioni, che deve attenersi ad una precisa deontologia. Ha voluto accorciare i tempi, ma ha dimostrato un narcisismo eccessivo, disonestà e mancanza di rispetto della legge. Diciamo che per avere solo 23 anni l'ha combinata davvero grossa. Una raccomandazione ai familiari, perché credo che questo giovane potrebbe avere un contraccolpo a livello psicologico con reazioni abnormi e irreparabili. Ha sbagliato, ma è una persona che va aiutata a riflettere e a comprendere le ragioni di questa vicenda molto più grande di lui. Ha sbagliato ed è una persona che va aiutata, queste le parole dello psicologo. Sindaco, chiudiamo. Aiutiamo la comunità ad andare avanti e aiutiamo anche Adriano, e credo che i familiari siano le persone più importanti per soprattutto guardare avanti e non fare gesti che gli precludono il suo futuro qui. Io ringrazio il sindaco di Enego Marco Frison. Direttore, la linea torna allo studio. Grazie molte a Monica Smida, da Renzo Rigon, da Enego, una vicenda davvero sconcertante, una vicenda che lascia sbigottiti, è il termine che giustamente ha usato il sindaco di Enego, perché da un amico non si aspettava quanto poi è avvenuto. Questo è un mio commento, quindi chiedo alla regia di mettere il titolo come avevamo previsto, altrimenti faccio comunque il commento, perché non si può non dire due parole su questo ragazzo, sulla debolezza, la fragilità di tanti ragazzi che pur di mettersi in mostra, pur di avere in qualche modo un riconoscimento, arrivano a tanto. A me fa pena, lo dico da vecchio giornalista, fa pena che un giovane così di buone speranze, che aveva già iniziato a fare questo mestiere, sia caduto in questa vicenda, rovinandosi una possibile carriera. Ma questo è quanto succede con tanti ragazzi nei tempi dei social, dell'intelligenza artificiale. Vogliono contare, vedono sugli stessi social dei modelli sociali di prestigio, spesso fasulli, spesso legati a successi molto rapidi, ma del tutto ingiustificabili. A volte vogliono arrivare, vogliono contare qualcosa, arrivano e possono arrivare anche a questo. Questo non vale solo per i ragazzi, c'è tanta gente, ci sono tanti giornalisti che si sono inventati degli scoop per farsi notare, per avere un aumento di stipendio o per fare carriera. Quindi questa purtroppo è questa mania di protagonismo fa parte dei nostri tempi. Io avevo anche scritto
un libro intitolato Lo scupomane, che è stato in qualche modo profetico, era un romanzo, raccontava la storia di un giornalista che pur di finire in prima pagina non esitava appunto a compiere reati, così come ha fatto questo ragazzo di Enego, che purtroppo passerà molti guai, che viene additato al pubblico ludibrio, ma come diceva prima lo psicologo va aiutato, e dobbiamo aiutare tanti ragazzi che pensano di potersi fare strada nella vita con questi mezzi e con queste scorciatoie. Vanno aiutati a capire che invece nella vita serve l'olio di gomito, il sacrificio, la possibilità appunto, bussando tante porte, di trovare una propria strada. Purtroppo poi, come abbiamo visto, ci sono tanti ragazzi che si dedicano, fanno parte di cosiddette baby gang, in un momento in cui la violenza è veramente in fortissimo aumento, soprattutto tra gli adolescenti. C'è un allarme baby gang senza confini, da Trevigiano al Bassanese. Abbiamo visto anche il caso dei due 14enni costretti a denudarsi nei campi da una banda di bulli, cose veramente allucinanti. Su questo abbiamo sentito il parere dello psicologo Lino Cavedon. Dovremmo averlo o no? Ah no, allora facciamo, sì, la baby gang in Bassanese, dove c'è il parere dello psicologo Cavedon, vediamo. Da Orsago nel Coneglianese a Castelfranco fino a Bassano del Grappa. Cresce l'allarme per le baby gang. Nell'ultimo episodio 2 fratelli 14enni sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei e maggiorenni. Lo psicologo e psicoterapeuta Lino Cavedon, già dirigente del consultorio familiare dell'ULSS, analizza. Colpisce la vicenda soprattutto per il livello di crudeltà che è stato manifestato nei loro confronti da quelli che erano degli amici. Li hanno denudati, li hanno picchiati, hanno fatto le riprese video, li hanno colpiti con i getti dell'acqua dei campi di irrigazione. Un caso che si aggiunge ai pestaggi e alle intimidazioni registrate negli ultimi mesi nel Trevigiano e nel Bassanese. Un fenomeno che preoccupa famiglie, scuole e amministratori. Il tema è poi quello dei rischi che corrono i minori di fronte a questi fatti di violenza. Come aiutare questi ragazzi affinché gli effetti del trauma grave che hanno subito non si radichino dentro loro, e quindi vanno sicuramente aiutati proprio a ripulirsi di questa vicenda in maniera tale da ritrovare ancora delle motivazioni nella ricerca degli amici, nell'avere fiducia nei loro confronti. Chiaramente diventeranno molto più sospettosi e molto più prudenti. Chi ha commesso questo grave reato avrà necessità ovviamente di riflettere e di pagare un prezzo. E a Pederob arriva un nuovo regolamento contro gli atti vandalici. I Maranza che danneggiano i beni pubblici dovranno risarcire i danni oppure ripagarli con lavori utili per la comunità. Abbiamo deciso di rispondere in maniera efficace a un fenomeno ormai sempre più diffuso, quello dei piccoli vandalismi messi in campo magari da giovani e minorenni. Una risposta concreta agli episodi di vandalismo che negli ultimi mesi hanno coinvolto anche Pederoba. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento di polizia urbana con misure più severe per chi danneggia il patrimonio pubblico. La possiamo definire una legge anti-Maranza? Beh, è un'iniziativa che contrasta sia sotto il profilo sanzionatorio sia sotto il profilo dello strumento proprio questi fenomeni, i fenomeni dei cosiddetti Maranza, cioè di gruppi di minorenni, a volte maggiorenni, che svolgono queste attività illecite e che
però devono essere ricondotti nell'alveo della comunità. Non solo sanzioni economiche, chi non risarcirà il danno potrà ripagarlo lavorando per la collettività, occupandosi della pulizia degli spazi pubblici, della manutenzione del verde o del ripristino di muri e arredi urbani. Per l'amministrazione l'obiettivo è chiaro: difendere il patrimonio di tutti, ma anche trasformare la sanzione in un percorso educativo, soprattutto quando a compiere questi gesti sono ragazzi e minorenni. Ci siamo dovuti confrontare spesse volte con danneggiamenti agli impianti sportivi, al verde pubblico che magari era stato appena realizzato. Sono fenomeni odiosi, pur magari non così importanti sotto il profilo economico, ma significativi sotto il profilo della sensibilità, e allora una comunità si misura anche da quanto è in grado di dare l'esempio, e questo strumento ci consentirà di dare l'esempio. Due notizie dalla prima pagina del Gazzettino Online. Un uomo accoltellato in casa dopo una lite, la vittima si trascina in strada e chiede aiuto ai vicini. Fermata una donna, è successo a Rivignano. E poi Nordio, ti metto dentro una R4, la minaccia delle Brigate Rosse e il richiamo all'omicidio di Aldo Moro. Solidarietà da Stefani e da Zaia, che dicono colpita la democrazia. Il boom di violenza nel Padovano, nei quartieri di Padova e anche in centro città. Ieri abbiamo dato notizia di passanti presi a pugni da uno squilibrato. All'Arcella soprattutto si intensificano i controlli. Vedo Valentina Visentin con il questore di Padova, Marco Odorisio. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore. Sono stati intensificati i controlli della polizia nel quartiere Arcella per tutto il mese di luglio, alla luce degli ultimi episodi di violenza che si sono registrati in quel quartiere. In particolare ad inizio mese c'era stata una sparatoria in stile stesa napoletana con alcuni ragazzi che avevano esploso alcuni colpi di un fucile a salve da un'auto in corsa per praticamente segnare la loro presenza territorio. Ma non solo, c'era stato anche un tentato omicidio vicino al cavalcavia Sarpi Dalmazia, e per questo il questore ha disposto controlli intensificati nel quartiere. Oltre 2.800 le persone identificate, tanti provvedimenti. Nell'ultimo controllo avvenuto proprio nelle scorse ore più di un centinaio di persone controllate, 21 con precedenti. Questi controlli sono stati anche pensati proprio grazie alle segnalazioni che sono arrivate dai cittadini preoccupati per questa escalation di violenza nel quartiere. Sì, si tratta di servizi dedicati proprio con l'impegno di maggiori risorse, di maggiori pattuglie nell'area del quartiere Arcella, a seguito appunto di quei 3 episodi ravvicinati nel tempo all'inizio del mese di luglio, il tentato omicidio, la stesa napoletana, e comunque episodi scollegati tra di loro, dove sono stati subito individuati i protagonisti grazie soprattutto alle segnalazioni dei cittadini, e quindi recependo queste segnalazioni anche alla luce di questi episodi che hanno creato anche particolare allarme tra i residenti, abbiamo dedicato questi servizi. L'ultimo l'abbiamo fatto praticamente ieri pomeriggio, 12 dall'inizio del mese di luglio, con finalità per l'appunto di controllo di persone, di autovetture, delle aree verdi, dal Galleria e il parco appunto San Carlo al cosiddetto totem, attività di prevenzione con identificazione di persone numerosi, e anche con l'adozione conseguente di che cosa? Di provvedimenti di natura amministrativa, per esempio i DACUR, il DASPO Willy, avvisi orali, fogli di via, nei confronti anche di giovanissimi che si sono resi protagonisti di episodi e condotte antisociali. Quindi un duplice significato: dare delle risposte ai cittadini che meritano, quindi rasserenando il clima, l'ambiente e la vivibilità del quartiere, e poi soprattutto la risposta dello Stato, uno Stato che c'è e che dà appunto immediatamente ai territori e alle comunità le risposte che gli stessi meritano. Grazie al questore di Padova Marco Odorisio, la linea può tornare allo studio. Grazie molte Valentina Visentina e Cristian Rocchi Allende per la parte tecnica, ovviamente al questore di Padova. Adesso andiamo in diretta da Anna Maria Parisi, da Sandro Ponchio a Jesolo, perché c'è stato un incidente, uno schianto tra un'auto e un camion della Veritas. A te Anna Maria.
E qui in via Equilio a Jesolo ancora visibili lungo la strada le tracce di sangue del violentissimo impatto accaduto questa mattina alle 5 tra un'auto, una Y10 con 5 ragazzi a bordo e il camion della Veritas. Lo scontro mentre il camion della Veritas stava per svoltare nella vicina via e in quel momento aveva estratto la passerella per caricare i bidoni per poi svuotarli, ma in quel momento i ragazzi hanno superato il camion prendendolo in pieno nella parte della passerella. Fortunatamente dei 2 operatori ecologici nessuno si trovava lungo la passerella in quel momento, che è rimasta completamente sventrata, così come completamente sventrata è stata anche la parte anteriore dell'auto. Il bilancio vede 2 dei 5 giovani ricoverati in gravi condizioni, sebbene non in pericolo di vita. C'è da dire che via Equilio si trova proprio a 2 passi dalla locale stazione dei Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto con incaricati delle indagini ora i carabinieri, che stanno valutando diverse ipotesi. Anche vogliono capire a quell'ora i ragazzi se stessero rientrando a casa dopo una serata di festa o che cosa. Fortunatamente 5 ragazzi, sebbene 2 in gravi condizioni, sono ancora vivi, e così anche i 2 operatori ecologici che subito dopo l'impatto sono accorsi per prestare i primi soccorsi ai ragazzi. E da Jesolo è tutto, con le immagini di Sandro Ponchio ti restituisco la linea, direttore. Grazie Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. Oggi in regia Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo. Vediamo un altro grave incidente a Villafranca Padovana con un ciclista che è in fin di vita. Centrato in pieno dall'auto mentre stava attraversando la strada, un 28enne ucraino è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova dopo essere stato investito da un'auto ieri sera mentre in sala la sua bici stava attraversando all'incrocio tra via Ponterotto e via Garibaldi, al confine tra i comuni di Rubano e Villafranca Padovana. Alla guida della vettura che ha travolto il giovane un 60enne che si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Il 28enne è stato trasportato d'urgenza in pronto soccorso, dove si trova ricoverato in fin di vita. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto, oltre al suo M118, anche i carabinieri della stazione di Mestrino per i rilievi e il sequestro dei mezzi coinvolti. A Vicenza fa discutere una mozione del consigliere comunale Raffaele Colombara, che chiede di elevare il livello di sicurezza nei quartieri attraverso il contrasto al bivacco di camper e furgoni nei parcheggi cittadini non attrezzati. Sentiamo Daniele Garbin. Combattere degrado e insicurezza in città passa attraverso anche il contrasto al bivacco abusivo di camper e furgoni nei parcheggi nei quartieri dei centri commerciali. A far discutere sull'argomento la mozione presentata alla Giunta Possamai dal consigliere Raffaele Colombara, che ha convocato la stampa al parcheggio di via Periz, dove 10 anni fa è stato posto un dissuasore all'ingresso del parcheggio su richiesta dei residenti esasperati. Qui stazionavano stabilmente 12 camper e si era insediato un villaggio improvvisato di nomadi con una decina di minori a girarsi tutto il giorno tra le auto in sosta, una situazione che non si è più verificata e che oggi fa riflettere. Siamo di fronte a una misura, quella dei dissuasori, che ha dato un risultato. Da 10 anni qui non ci sono più stati problemi. È un problema simile a quello che c'è oggi in Via Lanza. Via Lanza in realtà è nato insieme con questo, perché 10 anni fa anche lì c'era una petizione da parte dei cittadini, siamo andati dall'amministrazione, eccetera. Come mai non si è andati avanti? Perché c'erano delle ragioni di carattere amministrativo. Ragioni che oggi sembrano superate, visto l'ordinanza adottata contro la sosta dei camper al Villaggio del Sole nel dicembre dello scorso anno. Su Via Lanza insistono però ancora altri problemi. Via Lanza è un'area privata ad uso pubblico, ribadisco, però che non è ancora stata acquisita al patrimonio comunale, e per questo chiedo appunto, e questa è la mia azione, attraverso l'interpellanza che sto presentando, di chiedere all'amministrazione se questi vincoli amministrativi e burocratici sono stati risolti. Il patrimonio, quest'area è passata o entro quando passa?
Per garantire continuità nel far rispettare le regole di convivenza civile, sarà dunque necessario installare dissuasori in ogni parcheggio? No, non immagino naturalmente una cosa, adesso la corsa alla barriera, credo che devono essere valutati di volta in volta, per questo è importante che l'amministrazione parli con i residenti. Qui quella volta c'è stato un dialogo, si è capito che si poteva fare, che ci stavano tutti quanti, perché è chiaro che è una limitazione, però insomma si tratta di trovare la quadra che sempre si ottiene quando c'è la buona volontà da parte di tutti. Torniamo a Padova per la richiesta di rinvio a giudizio per 6 componenti di un'organizzazione criminale che truffa anziane sole con le vendite porta a porta. Bisogna sempre fare molta attenzione. L'operazione lo scorso gennaio da parte della Finanza di Padova, che aveva smantellato la banda che aveva base tra Padova e Treviso. Dovremmo avere Valentina Visentin. Abbiamo il servizio? Vediamo. La Procura di Padova ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 persone dopo che la Guardia di Finanza ha chiuso le indagini che lo scorso gennaio avevano portato allo smantellamento di un'associazione criminale che truffava signore anziane, 1200 le vittime in tutta Italia. La richiesta di rinvio a giudizio formulata dopo le misure cautelari eseguite a gennaio. La Procura all'epoca aveva disposto anche il sequestro di oltre 2,5 milioni di beni di lusso in cui riciclavano il denaro illecito. La base dell'associazione era nel Padovano, ma la banda aveva società attive anche in provincia di Treviso. Il sistema di truffa era quello della vendita porta a porta. Le vittime erano tutte donne anziane che vivevano sole, venivano raggirate e costrette a firmare contratti che poi le obbligavano ad acquistare casalinghi per svariate migliaia di euro. 177 le vittime in Veneto, soprattutto nel Vicentino, nel Trevigiano, nel Veneziano, nel Bellunese e nel Padovano. Centinaia di truffe messe a segno anche tra Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. L'indagine era partita da un normale controllo sul territorio. I truffatori, incastrati dal loro stile di vita troppo ostentato, auto di lusso, gioielli e capi costosi, vita mondana in locali esclusivi padovani. Di giorno invece un'attività ordinaria di venditori porta a porta, redditi che non combaciavano con le loro spese folli. A gennaio una persona era finita in carcere, 2 domiciliari, 10 in totale gli indagati. A chiusura delle indagini la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 6 di loro. Commissione Giustizia alla Camera, è stato ascoltato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che chiede al Governo tempi certi e fatti concreti per la riapertura, per l'apertura del Tribunale della Pedemontana. Abbiamo un'opportunità, il nuovo Tribunale della Pedemontana di Bassano abbatterebbe anche questo ufficio complicazioni affari semplici. Parla del celebre ufficio complicazioni affari semplici Luca Zaia, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, per dire alla Commissione Giustizia della Camera quanti e quali percorsi rugginosi della giustizia potrebbe risolvere il Tribunale della Pedemontana. Lo fa di persona in aula davanti a domande orientate chiaramente al no all'apertura del Tribunale e ad altre che fanno capire ancora una volta la compattezza del centrodestra veneto sull'argomento. Una compattezza che per Zaia è anche quella del territorio, un territorio, la Pedemontana, che ambiva e ambisce ad essere provincia e che ha chiesto a gran voce il suo palazzo di giustizia. La Pedemontana con Bassano è un unicum, tanto è vero che anche nel disegnare le ULSS, io ho ridotto le ULSS da 21 a 9 in Veneto, ho lasciato una ULSS provinciale e nella provincia di Vicenza ne ho lasciate 2, quindi quella provinciale e poi c'è un'ULSS dedicata a Bassano. Il tessuto produttivo è fra i più vivaci del Veneto e del bel paese, con una concentrazione di aziende altissima e il PIL di un piccolo Stato. Abbiamo ovviamente un territorio che riesce a dare risposta a oltre 50.000 partite IVA e vorrei ricordarvi che questo unicum della Pedemontana cuba più o meno 14 miliardi di euro di PIL, cioè circa il 10,6% del PIL del Veneto. Per non parlare dei capitali stranieri che oltre alla produttività cercano altre certezze. Abbiamo capitali stranieri che vengono costantemente e quotidianamente investiti nei nostri territori e vi parlo di multinazionali importanti. La prima domanda che fanno i manager, gli amministratori delegati quando arrivano ti chiedono: ma la certezza del diritto, che tempi abbiamo? Il Presidente del Consiglio Veneto si rivolge direttamente al Parlamento e al Governo chiedendo tempi certi e fatti concreti, perché le condizioni ci sono tutte e il Tribunale della Pedemontana non può più aspettare.
Servizio di Ferdinando Garavello e torniamo alla disfida tra Zaiani e Salviniani, anche detti Stefaniani, con l'intemerata di Roberto Marcato che ha rimproverato al capogruppo della Lega Riccardo Barbisan di non avere difeso la giunta precedente rispetto agli attacchi portati dalle opposizioni. Sentiamo anche le varie reazioni. Ne prendo atto, cioè che al di là di una piccola sottolineatura da parte del relatore non ci sia stata da parte della Giunta e da parte dei capigruppo un riconoscimento del fatto che chi oggi è seduto in maggioranza in Consiglio regionale e al Palazzo Balbi è grazie all'amministrazione Luca Zaia. Perché? E lei che opinione si è fatto? Perché non c'è stato? Perché c'è una volontà, ma credo che sia anche comprensibile, di creare una discontinuità. Pur con toni più pacati rispetto all'acceso intervento in aula dell'ex assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, le parole dell'ex assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara confermano la frattura in atto tra gli esponenti della vecchia giunta Zaia e il nuovo corso di Alberto Stefani. Se per una parte della maggioranza siamo un problema, basta dirlo. Siccome io ho un unico paron, che è il popolo veneto, e non ho nessun altro padrone, né partiti, né associazioni, né capigruppo, né presidenti, se siamo un problema ce lo dite e io mi accomodo da un'altra parte, in 30 secondi. Davanti agli attacchi delle opposizioni durante il voto sul rendiconto generale della Regione del Veneto esercizio 2025, ultimo atto in agenda risalente all'epoca Zaia, il capogruppo della Lega, Riccardo Barbisan, non avrebbe difeso a sufficienza l'operato della vecchia giunta. No, io ho la coscienza assolutamente pulita, posso anche dirle una cosa, lo slogan della mia campagna elettorale era sulla buona strada, che era la strada tracciata nelle ultime 3 amministrazioni dal presidente Zaia. Poi le cose si sono sistemate chiarendosi privatamente tra di loro, tra chi era oggetto del contendere, diciamo, e poi anche difendendo quello che è stato fatto. Per l'opposizione queste divisioni sono una palla al piede per l'attività amministrativa della Regione. Sta influendo sull'amministrazione della Regione perché evidentemente qualcosa sta succedendo e ci impedisce di ragionare sui temi di cui avremo bisogno di ragionare per i cittadini. Questi negano che ci sono le liste d'attesa e nessuno ha parlato di una serie di problemi. Perché? Perché hanno parlato dei problemi che hanno tra loro. Ma cosa divide politicamente la nuova dalla vecchia maggioranza? Per esempio il difficile equilibrio tra risorse per lo sviluppo economico e spesa per il sociale. Per sostenere il sociale, come ha detto chi è più avveduto, attento e responsabile, bisogna che noi abbiamo le risorse e le risorse le producono le imprese. Interviste di Filippo Fois. Vediamo a 2 giorni dal congresso provinciale di Fratelli d'Italia a Padova, il candidato alla segreteria Rocco Bordin, ed è un colpo di scena, ritira la sua candidatura in aperta polemica con la scelta della data del congresso. Sentiamo ancora Valentina Visentini. Il dibattito, se sta dentro i canoni della lealtà e della correttezza, è sempre ben accetto. Insomma, ecco, noi pensavamo che fosse più idonea una soluzione unitaria, ma ben venga anche il dibattito e non credo alla fine ci siano situazioni che non ecco una crescita per tutti quanti. L'auspicio di una candidatura unitaria si è trasformato in realtà dopo che a sorpresa nel pomeriggio Rocco Bordin ha ritirato la sua candidatura alla segreteria provinciale di Fratelli d'Italia. Mauro Fecchio, 57enne, sindaco di Corezzola, commissario uscente provinciale per Padova, rimane dunque l'unico candidato del partito che si presenta al congresso fissato per il 31 luglio. La candidatura di Fecchio è sostenuta dal territorio con molti sindaci. Con il gruppo di dirigenti e di assessori e di sindaci e di militanti di base voglio consolidare il consenso che il partito ha anche in provincia di Padova. Consolidare il consenso significa appunto radicarlo di più nel territorio e provare ad incidere nelle scelte istituzionali che contano. Il suo avversario di partito, Rocco Bordin, prima di annunciare il suo ritiro, non senza polemiche, aveva chiesto di spostare la data del voto. Il partito merita un congresso vero e una nuova classe dirigente, non una riunioncina estiva tra pochi intimi, ha scritto Bordin nella nota in cui annuncia la sua decisione. La scelta della data per il congresso provinciale, spiega Fecchio, è stata una decisione presa dai vertici nazionali.
La data è stata scelta dalla direzione nazionale, che ha imposto di fare i congressi entro luglio per ovvi motivi organizzativi, perché ci sarà un autunno abbastanza impegnativo per il governo e poi soprattutto la primavera, quindi il partito a livello nazionale ha deciso di far fare i congressi a luglio affinché non ci siano le tensioni tipiche dei periodi congressuali. In realtà a luglio sono stati fatti oltre 30 congressi provinciali, alcuni anche la settimana scorsa, e il 31 di luglio ne sono convocati altri 3, tra cui quello di Rovigo, per cui in realtà voglio dire questa è una scelta che non è stata presa a livello locale ma che ha una sua spiegazione rispetto alle, diciamo così, alle vicende nazionali. Dalle beghe della politica locale passiamo torniamo alla cronaca nera. C'è stata una notte di scorrebande dei ladri tra Nervesa della Battaglia e Paese, tabaccherie e abitazioni nel mirino anche con i proprietari in casa. Cristian Arboi. Io e mio marito eravamo appena andati a letto, è arrivato mio figlio verso 00:30 che era fuori con degli amici, è entrato in camera e dice ma voi siete qui, ma la macchina dov'è? Pensava inizialmente a una battuta Cristina Zilli e invece in pochi secondi l'amara realtà ha preso il sopravvento, è bastato visionare le immagini della videosorveglianza. Abbiamo visto queste 2 persone che spingevano a motore spento la macchina e sicuramente uno all'interno che la guidava e l'accompagnava verso la strada principale. Il SUV Mercedes, l'auto di famiglia, si trovava parcheggiato sotto una tettoia nel cortile di casa, raggiungibile da una stradina privata laterale di via Lasigno. Con ogni probabilità il mezzo è stato poi usato per colpire altrove, quasi sicuramente nella vicina tabaccheria di Nervesa in via Mancino, dove sono sparite 250 stecche di sigarette e marche da bollo. Copione analogo alla tabaccheria di Paese in via d'Alessi, dove è stato rubato anche il fondo cassa, ma furti compiuti e tentati non si contano, soprattutto a Nervesa, spesso con i proprietari in casa e già a partire dalla tarda serata, prima quindi del furto della Mercedes. Sono riusciti ad entrare in casa nonostante il cane da guardia non abbiamo sentito nulla e la sorpresa l'abbiamo avuta quando siamo saliti al piano di sopra. Tutto aperto, tutto rovesciato a terra, hanno aperto tutti gli armadi, hanno spostato il letto. Guardiamo il lato positivo, non ci siamo fatti male, non siamo stati aggrediti, non hanno fatto tanti danni, è stata una questione più morale. Se ve li foste trovati davanti? Allora, penso che la rabbia sarebbe stata tanta e forse la reazione sarebbe quella di avergli corso dietro, però effettivamente poi a mente fredda pensi e poi cosa succede se questi sono armati? Sistemi di allarme in funzione e latrati di cani anche lungo via Diaz, con l'allerta scattata pure nelle chat di controllo del vicinato, strumento che per il sindaco deve rimanere un punto di riferimento. Dobbiamo chiaramente chiamare chi può supportarci in questo, quindi non facciamo gli eroi perché a volte insomma può essere pericoloso e rischioso. Cerchiamo di supportarci tra vicini. Rete comunque da potenziare, con il comune che ha stanziato 140.000 euro per la videosorveglianza pubblica, ma l'auspicio generale è quello di sempre. Che finalmente le persone che commettono dei reati vengano anche giustamente punite. Sono già stati parecchie volte. Anche da lei? Sì, anche da me. E ho trovato la rifurtiva, l'ho trovata in caserma l'anno scorso. Con la paura si vive, perché anche li mettono dentro oggi e domani sono di nuovo in strada. L'esasperazione dei cittadini, il servizio di Cristian Arboi. Vediamo dalla prima pagina dell'Arena di Verona, violenza in piazza Pradavalla, giovane ricoverato in terapia intensiva, indaga la polizia. L'episodio era accaduto nella notte di sabato 25 luglio, sono 2 i feriti portati in ospedale, al vaglio le immagini delle telecamere della piazza. È un falso incidente, la richiesta di un risarcimento immediato e la prontezza della vittima che con una scusa riesce ad allertare i carabinieri e filma tutto con una telecamera sul furgone. A Castelfranco denunciato il truffatore. Mi sono trovato con un signore a bordo di una bicicletta che mi chiedeva se stavo attento mentre facevo la manovra, accusandomi di essergli andato addosso
e di avergli rovinato la ruota anteriore della bicicletta e chiedendomi un risarcimento danni. Ha creduto per qualche istante di aver urtato un ciclista con il suo furgone, ma anziché consegnare il denaro richiesto è riuscito a mantenere la calma e a chiamare i carabinieri. Vittima del tentativo di raggiro è Alessandro Battistuzzi, 23 anni, tecnico manutentore che si trovava a Castelfranco Veneto per lavoro. Il truffatore lo ha avvicinato nel parcheggio vicino alla stazione ferroviaria, sostenendo di essere stato urtato dal suo furgone. Prima ha chiesto un risarcimento per la bicicletta danneggiata, poi ha aggiunto anche il telefonino rotto, a suo dire, nella caduta. Era arrivato a chiedere fino oltre 300 euro. Partendo da? Partendo da anche 110 euro e salendo. Gli ho chiesto addirittura se voleva un pagamento digitale, un bonifico, però lui mi ha detto di no perché aveva fretta. Alessandro ha finto di accettare, proponendo di raggiungere una banca per effettuare un prelievo. Una volta arrivato ha trovato il modo di contattare i carabinieri e a chiedere il loro intervento. Io sono andato dentro allo sportello dove sapevo che ero al sicuro e non poteva entrare qualcun altro, c'erano le telecamere di videosorveglianza. Ho chiamato il numero di emergenza 112 e mi hanno risposto subito, gli ho spiegato la situazione. Il truffatore è stato portato in caserma, dove Alessandro Battistuzzi ha sporto denuncia a querela, consegnando ai carabinieri anche i filmati registrati dalla telecamera installata sul suo furgone. Le indagini avviate dai militari di Castelfranco Veneto, anche grazie alle numerose segnalazioni raccolte nelle ultime settimane, hanno portato all'identificazione di un 54enne del posto, ritenuto responsabile di una serie di analoghi episodi avvenuti nella Castellana. È una tecnica nuova, ecco, mi sento di ribadire per l'ennesima volta che non bisogna consegnare il denaro in strada. Dopo la denuncia, l'appello dello stesso Alessandro. Io vorrei lanciare un appello ai telespettatori di Antena 3, se è successo già a qualcun altro, rivolgetevi pure alla stazione dei carabinieri qui di Castelfranco Veneto e non abbiate paura e chiamateli. Servizio di Nicola Marcato, attenzione perché siamo circondati da truffatori e imbroglioni vari. Tanto fa discutere a Ponzano Veneto l'idea del comune di vendere alle famiglie rom che ora ci abitano le case costruite abusivamente e poi sequestrate. Per l'amministrazione questo sarebbe l'unico modo per risolvere l'annoso problema di via Stradone. Marta Marangoni. L'intenzione dell'amministrazione è quella di valutare questi immobili che sono sicuramente svalutati nel tempo e di metterli in vendita con asta pubblica che chiaramente immagino e speriamo sarà dedicata agli inquilini. Rivendere alle famiglie rom che attualmente ci abitano gli immobili costruiti abusivamente nell'area di via Stradone a Ponzano è la via che il comune vuole percorrere per risolvere una questione che si trascina dagli anni 90, quando alcune famiglie rom si insediarono in un terreno donato da un privato e del quale diventarono quindi legittime proprietarie. Nel tempo però sul terreno sono state edificate abusivamente delle abitazioni. Le ordinanze di abbattimento dell'epoca non portarono a nulla, così l'area, compresi gli immobili, venne confiscata diventando proprietà del comune. Un primo tentativo di venderla all'asta è fallito. Ora il comune spera di riuscire a trovare un compromesso legale con le famiglie che attualmente occupano le case, anche perché demolire le abitazioni comporterebbe problemi sociali ancora più grandi. Demolire una costruzione comporta il fatto di trovare le soluzioni anche di chi vi abita, specie per i minori e per i genitori, in primo luogo le madri, quindi diventerebbe un problema sociale, considerando anche il numero elevato dei residenti, diventerebbe un problema seriamente non sopportabile da un ente come il Comune Ponzano Veneto. C'è da dire, sottolinea il sindaco, che le famiglie non hanno mai creato problemi in zona. Queste famiglie mai a Ponzano Veneto hanno creato problemi, poi se succedono delle cose al di fuori del nostro territorio o per motivi legati a queste famiglie, in realtà noi non abbiamo avuto evidenza, probabilmente anche si comportano bene, almeno con noi, sapendo che con noi devono trattare. Andiamo a Trieste, dove i vigili del fuoco del comando triestino sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha coinvolto alcune ecoballe in via Herrera in città. Sul posto hanno operato la squadra del distaccamento di Muggia, una squadra del comando, un autobot e una piattaforma tridimensionale. Le operazioni sono tuttora
in corso, anzi crediamo che a questo punto si siano concluse. 2 addetti dell'azienda che avevano tentato di domare le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco sono stati assistiti dal personale sanitario per aver inalato fumi della combustione. Sul luogo dell'intervento era presente anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. Aveva dato fuoco alla casa a Treviso dopo aver litigato con l'ex fidanzata. Il 55enne davanti al GIP ha detto: non volevo farlo. Mi dispiace, non volevo farlo, lo ha detto durante l'interrogatorio di garanzia il 55enne che sabato scorso, dopo un litigio con la ex, ha dato fuoco alla casa in cui abitavano. L'uomo è indagato per incendio doloso e lesioni. Alla donna, 47 anni, avrebbe assestato secondo l'accusa uno schiaffo nel corso della violenta discussione. Assistito dall'avvocato Marta Camarotto, il 55enne ha ammesso di aver perso il controllo e ha detto di essersi pentito del gesto. Ha spiegato di aver tentato di spegnere le fiamme che avevano subito avvolto la stanza e di aver aiutato l'ex compagna ad uscire dalla casa. Avevamo bevuto parecchio, ha dichiarato al giudice, una versione che sarebbe stata confermata anche dal racconto di alcuni testimoni. Al termine dell'interrogatorio il giudice si è riservato di decidere sulla misura cautelare richiesta dalla procura, che ha proposto nei suoi confronti l'obbligo di firma. La difesa starebbe inoltre valutando la possibilità di chiedere il procedimento con un patteggiamento. Il rogo era scoppiato in via Castaldo, dietro alla stazione ferroviaria di Treviso. La lunga colonna di fumo era visibile a distanza. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la coppia aveva litigato. Al culmine della discussione, il 55enne avrebbe versato un liquido accelerante sul materasso della camera da letto e poi avrebbe appiccato il fuoco. Ad aiutare la coppia ed il loro cane erano stati 2 ragazzi che abitano nell'appartamento accanto e che si erano precipitati per aiutarli ad uscire dalla casa. La donna era stata accompagnata in ospedale per accertamenti e dimessa nel corso della stessa serata. L'appartamento è andato praticamente distrutto, ma fortunatamente le altre abitazioni, pur con qualche danno, non sono state intaccate dal rogo. Abbiamo parlato in questa edizione, ne parliamo tutti i giorni, dei giovani, dei disagi, dell'utilizzo sbagliato dei social, e il ministro dell'istruzione Valditara è stato a Trieste e ha parlato del disegno di legge che dovrebbe vietare anche in Italia l'uso dei social ai minori di 15 anni, come è già accaduto in Francia e in altri paesi. Sentiamo. Noi abbiamo iniziato fra i primissimi vietando il cellulare a scuola e devo dire che i risultati ci stanno dando ragione. Io sono personalmente favorevole, l'ho detto più volte, ho insistito più volte affinché si possa arrivare rapidamente a questa approvazione della legge, a un divieto dei social ai minori. Ovviamente mi rendo conto che ci sono tante problematiche di natura tecnica, perché purtroppo anche l'esempio australiano ha dei bug, ha delle problematiche che consentono l'aggiramento del divieto, quindi bisogna studiarlo con grande attenzione. Allora no, chiedo scusa alla regia perché non lo vedo, il servizio che avevamo previsto, per cui direi di dare invece quello del lago di Santa Croce, che è a secco come altri bacini d'acqua a causa della siccità. Questo tam-tam si è diffuso in maniera velocissima. Normalmente in questa stagione qui non c'era nessun spazio libero per poter mettere giù il kite e guardate adesso è completamente vuoto. Io sono veramente in difficoltà perché avendo investito tanto in questo posto che mi dà tante soddisfazioni, e adesso che è il momento clou, il momento di partire a lavorare, ci siamo bloccati completamente. Adesso sono fermo, mi trasferirò da un'altra parte con quelle poche cose che riesco a trasportarmi in macchina. L'estate è nel pieno, ma il lago di Santa Croce ha già il volto di settembre. L'acqua si è ritirata di decine di metri, le spiagge si sono allargate al posto dei riflessi del bosco. In molti tratti compaiono distese di alghe favorite dal caldo e dal livello sempre più basso. Non è un fenomeno inatteso, ma quest'anno è arrivato con largo anticipo. Il bacino ha già raggiunto quasi la quota minima prevista soltanto per metà settembre. Mancando acqua, i consorzi irrigui chiedono le loro competenze ad Enel, che quindi non è un fatto di produzione di energia elettrica, ma è proprio
un prelievo di acqua che dopo va praticamente ad irrigare i campi. Quello che succede è che il lago adesso è a quota 381, quindi siamo già alla quota che di solito troviamo a settembre. Il motivo, lo spiega bene il sindaco Petterle, non è la produzione di energia elettrica. L'acqua viene rilasciata per alimentare i consorzi irrigui della pianura. Sono regole fissate da accordi che risalgono a quasi un secolo fa e che lasciano ben poco spazio di manovra. Una condizione che riguarda praticamente tutti i grandi laghi bellunesi, ma per quello di Santa Croce le conseguenze sono già evidenti. In alcune aree il comune ha vietato la balneazione per la presenza delle alghe, mentre discipline come la canoa diventano difficili se non impossibili da praticare proprio nel pieno della stagione turistica. Di solito c'è tanta più gente, sì. È bruttissimo da vedere. Io non sono del posto, mi spiace. Ancora a me? C'ho una certa impressione. I turisti e gli sportivi appassionati di kite e surf sono sempre più sparuti. Il comune di Alpago ha emesso anche un temporaneo divieto di balneazione. Con l'acqua bassa, le temperature alte affiorano queste alghe e proliferano in maniera incontrollata e quindi c'è anche un pericolo per chi volesse andare a fare il bagno, perché le aree di farra sono aree balneabili e quindi ho emesso l'ordinanza affinché la gente non vada a fare il bagno in quelle zone perché le alghe possono creare qualche difficoltà. Tutto accade nel periodo di maggiore afflusso turistico, quando il territorio dovrebbe valorizzare gli investimenti fatti su spiagge, servizi e eventi. E mentre la pianura salva i raccolti, in montagna cresce la preoccupazione per una stagione turistica che rischia di restare a secco. Io credo che come sindaci dei laghi in provincia di Belluno dovremmo fare sistema affinché vengano rispettate per il futuro le nostre quote turistiche e poi credo che sia necessario che chi utilizza l'acqua la utilizzi in maniera sostenibile e anche responsabile, perché sappiamo tutti che i metodi di irrigazione che possiamo anche osservare quando passiamo in macchina in alcune zone non sono proprio metodi di irrigazione moderni, ma sono metodi di irrigazione di molti anni fa che sicuramente non sono più sostenibili e non sono più compatibili con l'attuale situazione. Servizio di Tiziana Bolognani. E a Vicenza scontro tra maggioranza e opposizione su uno dei lotti dell'alta velocità. Vicenza è immobile, l'amministrazione non si muove, giocando su ambiguità e futili pretesti. L'amministrazione non si muove, l'accusa è dei gruppi di centrodestra in consiglio comunale e il fronte è quello della TAV dell'uscita est in attesa ancora di un progetto e di un progetto importante, visto che nel pacchetto è compreso anche il possibile salto del Montone, un'enorme cavalca ferrovia che potrebbe sorgere a 7K. Il salto della linea storica, così chiamato salto del Montone, da sud a nord, per RFI, guardando esclusivamente l'aspetto economico, si deve fare a 7K. I comuni contermini, Torri di Quartesolo, Gumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco, giustamente tutelando i loro territori, spingono per questa soluzione di fronte all'immobilismo vicentino. Non è così che si possono trovare delle soluzioni, si può dialogare. Vicenza deve prendere una decisione. Al momento non c'è nessuna definizione progettuale. Vicenza deve tutelare Vicenza, prendere una decisione su come realizzare lo scavalco dei binari in alternativa all'imponente cavalca ferrovia, ipotesi contro cui si sono espressi sia il centrodestra che il centrosinistra in consiglio comunale a Vicenza. Ma dalle parole bisogna passare ai fatti, serve un'alternativa progettuale concreta. Il Ministero ha già finanziato il progetto. Ma se non c'è una scelta su come fare questo progetto non si va avanti e il Ministero stanzierà ulteriori finanziamenti una volta che questo progetto è stato scelto e definito. I gruppi di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Impegno per Vicenza e Idea Vicenza chiedono alla giunta di centrosinistra di rompere gli indugi. Bisogna decidere, serve unione, compattezza e il centrodestra ha già proposto una soluzione, la Galleria Lunga. Una soluzione attuabile e beneficiaria per tutto il territorio che riguarda l'aspetto est di Vicenza. L'amministrazione comunale ha votato contro, non l'ha accettata senza una valida giustificazione. Non si capisce il perché e intanto l'indecisionismo continua a perseverare. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri e abbiamo aperto questa edizione del telegiornale con un finto incendio, un finto attentato incendiario del cronista Cappellari. Adesso andiamo
a vedere le conseguenze anche giudiziarie di un incendio alla cooperativa agricola di Castelfranco. È stato denunciato un imprenditore. In diretta Francesca Bozza con Simone Merlo per la parte tecnica. A te, Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno a chi ci sta seguendo da casa. Insieme a me il presidente della cooperativa agricola produttori castellana Nazareno Gerolimetto. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi, buongiorno direttore. E nelle immagini di Simone Merlo ancora evidenti i segni del devastante incendio scoppiato la notte del 24 maggio, a prendere fuoco inizialmente un furgone parcheggiato all'esterno, fiamme che si erano poi propagate velocemente ad un altro mezzo accanto e poi al capannone comunale che ospitava gli allestimenti per lo storico palio. Chiaramente danni consistenti, quantificati in circa 70.000 euro, ma è un bilancio molto più pesante, anche se la vicina cooperativa e il supermercato San Bovo stanno lavorando normalmente, Presidente. Sì, in effetti il negozio, eccetto un fermo di 24 ore, ha continuato a funzionare benissimo. Però i danni sono importanti perché attrezzature, parliamo dei condizionatori posti sul tetto, parliamo dell'impianto fotovoltaico di 100 kW che è posizionato sul tetto, che è stato completamente distrutto, parliamo dei 2 furgoni, quindi 70.000 euro. Sono veramente, i danni saranno oltre i 400.000 euro nel suo totale e non sappiamo ancora se questa pensilina tornerà ad essere agibile oppure no, quindi spetterà l'amministrazione comunale fare le verifiche. Ecco, come hai detto giustamente tu, direttore, i carabinieri nel corso delle indagini hanno concentrato l'attenzione su questo imprenditore 61enne padovano che aveva un rapporto di collaborazione con la stessa cooperativa, era un fornitore, rapporto di collaborazione che poi si era interrotto e sarebbe proprio dietro a questa interruzione, a questo rapporto finito, un malumore cresciuto nelle settimane che avrebbe poi portato ad un gesto così estremo. E per voi che conoscete chiaramente questa persona è stato un fulmine al ciel sereno, non vi sareste mai aspettati una cosa del genere? Davvero un fulmine a ciel sereno, anche perché questo fornitore che collaborava con noi da anni, da qualche anno, non era comunque un fornitore importantissimo perché parliamo di 1 migliaio di euro al mese di forniture, era comunque marginale, non strategico per la nostra cooperativa. Abbiamo interrotto il rapporto, ne abbiamo parlato con lui, abbiamo interrotto il rapporto per motivi non legati alla qualità del prodotto, forse qualche negligenza, ma niente di più. Abbiamo chiuso il rapporto, abbiamo saldato i nostri debiti, non avevamo nulla, è stato chiuso in maniera consensuale senza avere nessun tipo di frizione, quindi è una sorpresa, davvero una sorpresa importante capire che questo covava dentro un rancore che poi si è verificato essere così devastante. I carabinieri nel corso delle indagini hanno trovato in possesso dell'uomo dei guanti in lattice, un passamontagna e un veicolo che sarebbe stato usato per gli spostamenti e tutti elementi insomma, che hanno portato alla denuncia del 61enne che mi spiegava prima il Presidente, quando il rapporto si è concluso non c'erano più stati dei contatti che potessero far pensare poi ad un epilogo del genere, non se n'era andato, diceva il Presidente, arrabbiato. Assolutamente no, è stata una chiusura consensuale, lui ha capito i nostri motivi e si è chiuso il rapporto, noi abbiamo liquidato le sue spettanze e poi in maniera del tutto civile e tranquilla, nessuno avrebbe mai potuto sospettare che ci fosse questo tipo di reazione. Danni ingenti, lo avete sentito, sicuramente nonostante appunto l'attività non sia mai stata sospesa, a parte insomma il tempo tecnico per la bonifica, per le pulizie, certo è che vi ha segnati profondamente.
Certo, davvero, noi stavamo pensando ai progressi da fare, alle strategie per le vendite, per le imprese. Ora ci siamo fermati, dobbiamo cercare di riportare alle condizioni di normalità quello che c'era, quindi è comunque un fermo. La nostra cooperativa comunque ha 50 anni, i nostri soci sono solidi, la cooperativa è solida. Stiamo provvedendo con i tempi tecnici necessari a ripristinare l'impianto fotovoltaico, abbiamo già acquistato i mezzi che ci mancano e quindi la cooperativa non ne subirà un danno importante. Certo è che ci siamo concentrati a ripristinare quello che c'era piuttosto che a pensare agli sviluppi futuri. Insomma, questo è l'epilogo per un fatto che psicologicamente sicuramente ha lasciato il segno in tutti voi, anche se avete sentito, insomma, la voglia di ripartire c'è assolutamente. Da Castelfranco ringrazio il presidente Nazareno Gerolimetto, con Simone Merlo è tutto, la linea può tornare a te, direttore. Grazie Francesca Bozza, andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo, state con noi, a tra poco. Allora, vediamo una notizia anticipata dal Gazzettino. Oggi Veneto, niente stop alle auto Euro 5. Smog è il piano della regione per evitare il blocco che scatta da ottobre e coinvolge 375.000 veicoli. Abbiamo in collegamento telefonico il presidente dell'Automobile Club di Padova, dottor Nicola Borotto. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie di avermi contattato. Allora, come commentiamo questa notizia che è stata anticipata dal quotidiano? Allora, intanto la commento positivamente perché se io guardo i dati della nostra provincia, che è la provincia più popolosa del nord-est e anche quella più motorizzata, io solo di Euro 5, senza contare le moto, ho circa 106.000 veicoli, poi aggiungo le moto, siamo a 130.000 veicoli Euro 5. Sì. Tenuto conto che le moto, per la moto essere Euro 5 significa essere il massimo dell'antinquinamento, perché non esiste per una moto l'Euro 6. Ma andiamo con ordine, dottor Baccialli. Allora, noi abbiamo, il dato interessante è che questo provvedimento che ha pensato la Regione è un provvedimento fatto per non vessare finalmente gli automobilisti. Tanto il primo dato che noi dobbiamo dare importante è che di quanto incide la domanda vera, l'inquinamento dei veicoli sull'inquinamento atmosferico, glielo dico io, non superiamo il 9%. Allora andiamo a vedere l'inquinamento delle navi, degli aerei, delle grandi industrie, eccetera, eccetera, ma il discorso sarebbe molto ampio e molto lungo da fare. Tornando al punto specifico, io con oltre 120.000 veicoli Euro 5, più o meno un terzo dei dati dei veicoli Euro 5 della Regione, domani o dopodomani, con le restrizioni al traffico, dovrebbe fermarsi. Sì. La domanda vera che noi ci facciamo è giusto? Allora le do 2 o 3 dati. Noi abbiamo, sempre in provincia di Padova, i veicoli autocarri leggeri, i furgoncini, eccetera, 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 che sono circa 10.129, di cui 3.891 veicoli Euro 5 che non hanno avuto nessun tipo di modifica. Però ne abbiamo 6.200 veicoli autocarri leggeri, 6.238 che sono Euro 5 ecologici, cioè hanno fatto quella trasformazione tanto desiderata dai proprietari dei mezzi, ma anche tanto voluta dalle istituzioni, dal Ministero dell'Ambiente, dalle regioni, dai comuni, eccetera, eccetera, per cui hanno trasformato i veicoli a benzina o a gasolio in carburanti ecologici. Gas, metano
ecofuel, eccetera, eurofuel, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per dire che la strada da battere è proprio questa, cioè la regione deve essere a fianco dei cittadini per dare la possibilità di incentivare il cittadino proprietario di un mezzo nella trasformazione affinché l'Euro 5 che ha diventi ecologico. Certo, Presidente. Il dato degli autocarri leggeri, le do il dato delle autovetture. Noi in provincia di Padova abbiamo circa 316 autovetture Euro 5, di cui, ripeto, 106.000, ok? Di cui 91.800 Euro 5 normali, 14.516 che hanno fatto la conversione. Quindi lei hanno dice... fatto la trasformazione da benzina a GPL, gas metano o ecofuel. Quindi lei dice che bisogna tener conto del fatto che queste trasformazioni sono state fatte. Ecco, però le faccio un'altra domanda e poi dobbiamo passare ad altro. Come si può conciliare in maniera definitiva o tenendo conto di quello che accadrà, di quello che sta accadendo anche sul piano dei costi energetici, come si può conciliare la volontà di limitare l'inquinamento con le esigenze dell'autotrasporto, insomma degli automobilisti? La strada percorribile è sicuramente la pulizia delle strade e l'abbassamento delle polveri, ok, e non procedere con il blocco tout court. Se noi procediamo con il blocco andiamo a creare ulteriore crisi a quella che c'è. Oggi noi stiamo vivendo un momento di crisi che lei lo vive, tutti noi lo viviamo, no? Sotto 100.000 aspetti per chi vive nel mondo imprenditoriale, nel mondo commerciale, eccetera, eccetera. Noi non possiamo andare a sommare questo con delle norme restrittive soltanto perché hanno un motivo, come posso dire, di benessere apparente tampone. Benessere tampone che non risolve. Noi dobbiamo perseguire la strada di andare verso una risoluzione con un progetto ad ampio spettro, ad ampio raggio. Questa è la strada buona. Secondo me abbiamo cominciato a capire che cosa dobbiamo fare. Di questo ne sono contento. Sì. Grazie. Sono contento che i dati miei della provincia di Padova superano un terzo di tutti gli Euro 5 del Veneto, perché sono 375.000 veicoli, io ne ho 130.000 solo in provincia di Padova e quindi lei capisce che insomma ecco. Certamente. Presidente, grazie molte, grazie per essere stato con noi, ne parleremo ancora ovviamente perché si parla non soltanto di inquinamento, di costi dell'energia, della benzina, insomma ci sono polemiche in atto, c'è anche il settore dell'elettrico che sta avanzando rapidamente. Allora io direi con Francesca Bozza e Marco Gagliazio andiamo avanti con una notizia che riguarda un uomo che è stato risarcito dal Tribunale Civile di Venezia perché ha condannato la società agricola che gestiva una malga sul Monte Verena a risarcire con 114.000 euro un escursionista veneziano rimasto gravemente ferito dopo essere stato caricato da una mucca. Vediamo, Ivano Tolettini. Una passeggiata sull'altopiano dei 7 comuni si è trasformata in un incubo perché era stato incornato da una mucca. Il Tribunale Civile di Venezia ha riconosciuto un risarcimento di 114.000 euro a un escursionista di Favaro Veneto, oggi 70enne, travolto da una mucca durante un'escursione sul Monte Verena. L'incidente risale al giugno di 6 anni fa. L'uomo, insieme ad altri amici, percorreva il Sentiero della Pace CAI 621 quando il gruppo si è trovato davanti a una mandria. Dopo aver chiesto al malgaro se fosse possibile proseguire, gli escursionisti hanno ricevuto il via libera. Ma poco dopo una mucca si è staccata dal branco, caricando alle spalle il 70enne e scaraventando la terra. L'animale lo ha poi colpito una seconda volta, mentre altre mucche lo avevano circondato. Solo il coraggio degli amici, che hanno allontanato gli animali battendo le racchette da trekking e urlando, ha evitato conseguenze ancora più gravi. Il consulente del tribunale ha accertato un'invalidità permanente per l'escursionista del 22%
22%. La giudice Francesca Grassi ha condannato la società agricola che gestiva l'alpeggio a risarcire i danni subiti dall'escursionista, quantificati in 114.000 euro. Servizio di Ivano Tolettini, il caldo porta molti a scegliere la montagna per le vacanze, c'è un forte aumento dei turisti nelle nostre zone montane, ma anche l'ambiente della montagna sta soffrendo gli effetti delle ondate di calore. Oggi siamo alla quarta. Sentiamo. La siccità di quest'estate sta lasciando i segni non solo nelle città, con la scarsa portata di fiumi e canali, spesso infestati dalle alghe, anche in montagna i segni del cambiamento climatico sono visibili e le ondate di calore e i conseguenti eventi meteorologici violenti mettono a rischio l'ambiente montano. Il tema della siccità è un tema che riguarda anche la montagna, ovviamente la riduzione dei ghiacciai comporta una riduzione della disponibilità idrica nel periodo estivo prevalentemente e direi che l'altro tema molto importante è quello degli eventi estremi che si ripercuotono anche sulle montagne con fenomeni disastrosi che sono legati poi a dissesti, a schianti di alberi e via dicendo. Quindi si va in montagna, ma in realtà anche la montagna è coinvolta in problematiche legate al cambiamento climatico. Come ogni anno l'Università di Padova lancia la campagna glaciologica partecipata per sensibilizzare anche i cittadini alla grave situazione in cui versano i ghiacciai. Il ghiacciaio della Marmolada non sta bene ovviamente, noi faremo questa campagna glaciologica partecipata il 5 settembre proprio perché vogliamo coinvolgere le persone e sensibilizzarle sull'agonia di questo ghiacciaio e su ciò che questo comporta in termini di ricadute ambientali e idriche su tutto il sistema, diciamo così, dell'acqua regionale. È importante conoscere la montagna e i suoi rischi. Il calore è una delle cause di frane e smottamenti e in questo periodo in cui si assiste al fenomeno dell'overtourism nei paesi montani bisogna evitare di mettersi a rischio. L'overtourism è l'epifenomeno di un cambiamento climatico che ovviamente vede la gente scappare dalle ondate di calore, però dall'altra parte c'è un movimento più silenzioso e più diciamo profondo di persone che stanno cominciando a pensare di trasferirsi in quota e quindi al di là diciamo così, dei fenomeni di concentrazione turistica diciamo, nel periodo estivo, sempre più persone stanno cominciando a immaginarsi una vita in quota proprio per diciamo così, ripensare al rapporto con la città. Sui colli euganei ci sono agricoltori disperati, soprattutto viticoltori, perché i cinghiali la fanno da padrone e stanno minacciando di rovinare la prossima vendemmia. Sentiamo. Sui colli euganei si ripete anche quest'estate un copione oramai familiare. I cinghiali arrivano prima dei vendemmiatori. Centinaia gli ettari coltivati a rischio nell'area collinare e pedecollinare. Gli animali alla ricerca d'acqua nei grappoli maturi riuscirebbero a superare anche le protezioni più recenti. A Castelnuovo di Teolo un'azienda vitivinicola ha recintato 3 ettari di pino grigio e bianco con rete elettrosaldata e sistema elettrificato. Come testimoniano queste foto, non è bastato. Non solo vigneti, colpiti anche i frutteti. Gli animali infatti si appoggiano ai tronchi per raggiungere la frutta danneggiando piante coltivate da anni. Mentre la vendemmia si avvicina, la corsa contro il tempo per proteggere il raccolto sui colli euganei continua. Coldiretti Padova torna intanto a chiedere alla Regione un potenziamento del piano di contenimento. Servizio di Francesco Rattai, ancora in pubblicità, torniamo subito. Questa mattina un primo passo per l'apertura del nuovo Ponte Lungo, la strada provinciale 33, siamo in provincia di Vicenza, un nuovo tassello per la viabilità locale che collega 2 centri produttivi importanti, cioè Montecchio e Montorso. Sentiamo. Buongiorno da Montecchio Maggiore, sono con il consigliere provinciale delegato alla viabilità Francesco Enrico Gonzo sulla provinciale 33 Montorsina, chiusa oggi per alcune ore per una prova di carico importante. Di cosa si tratta? Una prova di carico di 240 tonnellate su questo nuovo ponte interamente finanziato dalla provincia di Vicenza, un ponte che risolve alcune problematiche legate a questa mobilità di collegamento tra Montorso e Montecchio Maggiore, una legata appunto alle infrastrutture
in sé per sé è anche legata alla parte idraulica, ampliando così anche il corso dell'acqua di acqua sottostante. Quindi un intervento importante di oltre 450.000 euro che la provincia di Vicenza sta mettendo a punto su questo asse di collegamento tra i due comuni, quindi un investimento che va a collegarsi con tutti gli altri importanti investimenti sia diretti che contributi attraverso i comuni per la messa in sicurezza che la provincia di Vicenza sta destinando ai vari comuni. È una strada che si trova in aperta campagna, come poi vediamo anche dalle immagini, ma importantissima perché è davvero uno snodo di collegamento importante. Sì, questo snodo appunto collega Montorso a Montecchiomaggiore ed è utilizzata per evitare per i pendolari di raggiungere magari il comune di Arzignano o altri a sud, per evitare appunto questi giri più ampli. Usano questa viabilità che è sicuramente di campagna, per così dire, ma molto utile per il pendolarismo locale. Qui è stato sistemato anche l'acquedotto, insomma, che anche questo è importante, la condotta principale da 300 mm più quella da 100 per gli usi domestici. La provincia continua ad investire, insomma, coi pochi, tra virgolette, soldi che ha, insomma, viabilità e scuole rimangono le voci principali in attesa di quel che succederà in futuro sulle province, in particolare su quella di Vicenza. Sì, abbiamo anche il trasporto pubblico locale come competenza esclusiva, quindi sono sicuramente temi importanti e focali anche per la vita quotidiana dei nostri concittadini. L'intervento qui è stato svolto in collaborazione con Acque del Chiampo, quindi anche la sinergia con gli altri enti attivi sul territorio, quelli sovracomunali. Sta succedendo in altre opere, ma è come richiede un'opera pubblica, insomma, che ci sia sinergia per evitare poi di dover intervenire più volte sullo stesso punto e cercare così di recare meno disagio possibile alle popolazioni. Peraltro ringraziamo anche i cittadini che hanno avuto pazienza, ma come si dice stiamo lavorando per voi e quindi crediamo che questo disagio abbia portato comunque un'opera più efficiente sia dal punto di vista viabilistico, abbiamo detto, ma anche dal punto di vista del deflusso delle acque, quindi un intervento a tutto tondo che valorizza anche il territorio. È un ponte di una dozzina di metri, è stato anche allargato la sede stradale, ci sarà il marciapiede, la riapertura domani mattina dopo le prove di carico in corso in questo momento. Ringrazio il consigliere Gonzo, Simone Squarcina la parte tecnica, da Montecchio è tutto. Grazie a Mirko Cavallini e Simone Squarcina. Vediamo un titolo del Corriere del Veneto. Bisogna tenere conto che sulla linea Milano-Venezia, per causa di un incendio doloso, ci sono treni cancellati, deviazioni e disagi, un attentato compiuto nei pressi di Verona. Diamo qualche buona notizia: c'è un'economia che non conosce crisi, che è quella del Prosecco. Lucio Zanato. Il fatturato del Veneto, quindi Regione Veneto, è di oltre 4 miliardi di euro, di cui oltre 2 sono solo nella provincia di Treviso, che è il cuore pulsante della produzione di Prosecco. Sono i dati dell'istituto che fa capo al Ministero dell'Agricoltura e che confermano come il Prosecco sia un'isola felice in un mare di vino in tempesta. Un vero e proprio fenomeno mondiale, con la nostra regione in costante crescita rispetto ad altri stati o addirittura continenti. È vero che noi facciamo più vino dell'Australia? Quest'anno sì, 2025 sì. L'Australia si è fermata ai limiti dei 12 milioni, invece il Veneto l'ha superati. Se il Veneto fosse uno stato a sé stante sarebbe tra i primi 5 produttori al mondo, quest'anno addirittura il quinto. Un vero e proprio fenomeno, dicevamo, analizzato nel corso della serata formativa organizzata dalla CIA di Treviso al Cerletti di Conegliano, dove tra le altre notizie una riguarda l'Europa e i consorzi di tutela. C'è stata una riforma delle indicazioni geografiche, una riforma di come devono essere riconosciuti e funzionare i consorzi, che acquisiscono un valore territoriale enorme perché difendono la reputazione di quei territori. Pensare che sullo stesso territorio ci sono 3 entità che rischiano di parlare un linguaggio diverso non è più condivisibile. Che il Prosecco sia davvero un caso da studi economici lo confermano anche le decisioni di altri stati e altre regioni che da sempre producono denominazioni importanti. I francesi fanno per il secondo anno consecutivo l'espianto e la distillazione perché hanno delle difficoltà con i loro vini. Erano i primi al mondo in valore. Oggi
piangono veramente tanto. La situazione è arrivata anche di riverbero in Italia. 6 regioni hanno già discusso della volontà di arrivare ad estirpare quei vigneti che oggi non danno più una redditività per i produttori. Questo mentre il successo del Prosecco sta scatenando anche inevitabili invidie. Chiaramente di fronte alle situazioni che sappiamo nel mondo vino sicuramente la cosa in generale preoccupa. Per il momento noi però dobbiamo stare molto attenti a non commettere errori, di lavorare con serietà e impegno. Per questo è essenziale il dialogo costante tra consorzi, nella consapevolezza che se l'unione imposta di fatto dall'Europa sarà nel tempo inevitabile, altrettanto dovrà essere il riconoscimento al maggior costo di produzione delle colline rispetto alla pianura. Deve essere fatto in linea generale dalle autorità politiche, del mondo agricolo, dalla comunità economica europea, l'UNESCO, non ultimo l'UNESCO dove abbiamo importanti contributi, sicuramente di poter valorizzare ancora di più quel territorio. Chiudiamo con l'azienda ospedale Università di Padova che si conferma il centro con la più vasta esperienza di cardiochirurgia mini-invasiva. Tra i pazienti operati anche una bimba di 4 anni affetta da un problema congenito al cuore. Siamo riusciti ad avere un ottimo risultato che non è scontato, però in questo caso fortunatamente abbiamo dato una bambina a quella che ha una qualità di vita normale, perché sta benissimo, ma soprattutto è possibile che nella vita non abbia più bisogno del chirurgo. È soddisfatto il professor Vladimiro Vida dopo l'intervento su una bimba di 4 anni, italiana ma residente negli Emirati Arabi e seguita dalla cardiochirurgia della Columbia University. L'equipe del professor Vida è riuscita a risolvere la patologia della piccola, una stenosi valvolare mitralica congenita severa. Un'operazione realizzata con un approccio microinvasivo senza aprire lo sterno, entrando nella gabbia toracica attraverso l'ascella. Con questa tipologia di intervento che appunto sulle cardiopatie congenite mini-invasive di fatto ha ridotto i tempi di degenza, di intervento e soprattutto appunto di recupero dei ragazzi ma anche degli adulti, perché le cardiopatie congenite riguardano comunque un po' tutto l'arco di età praticamente della persona. La cardiochirurgia pediatrica di Padova si conferma attrattiva, come testimonia l'operazione di una seconda paziente 28enne, anche lei italiana ma residente in Austria, con un problema congenito al cuore e per questo operata dal professor Vida. Intervento effettuato con un approccio personalizzato e grazie alla grande coordinazione dell'equipe. Non tutti si sentono di operare attraverso queste microfessure. Perché? Perché vanno preparate con tempo, con l'expertise del team, ma soprattutto con la collaborazione con le varie figure. Cioè non ci sono solo i chirurghi, sono gli anestesisti, i cardiologi prima che ti dicono quello che devi fare, i perfusori, gli infermieri. Quindi diciamo che è una collaborazione di team. Servizio di Francesco Rattai, gli ospiti di questa sera Focus: Anna Maria Bigon, Sonia Brescacin, Fabrizio Comencini, Eleonora Paccagnella, Nicolò Sterle e Cristina Zanini. È tutto, grazie a Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo in regia. Ci vediamo stasera alle 21:20, buona giornata.